Ciao! Buongiorno a tutti, siamo a Casso, che è il paesino sopra la diga del Vajont. Ieri sera abbiamo saputo la notizia che saremmo diventati Regione Arancione proprio mentre partivamo. E infatti siamo stati un po' fermi, alla fine abbiamo deciso di partire e torniamo in Questa serata. sera. Sì, quindi stiamo via solo un giorno, abbiamo accorciato il giro e ce lo godiamo finché si può. Ora si è un po' scaldato, che stanotte è stato un bel freddo, ci aveva ghiacciato il vetro per la prima volta dopo un bel po'. E andiamo a vedere la diga, che ieri sera non abbiamo visto niente. La vista della diga non è fantastica, però avevamo comunque piacere di vederla. Perché purtroppo è famosa per il tragico incidente degli anni 60. Stiamo andando in fondo alla strada che porta al campanile di Val Montanaro. Il cartello all'inizio diceva di fare attenzione che la strada era in pessime condizioni e direi che aveva ragione. Adesso stiamo attraversando il letto del fiume. Com'è? È un po' impegnativo. Non era lontanissimo guardarlo alla carta, ma c'è un dislivello impegnativo, sì. Arrivati al campanile ed è stata una delle fatiche più grosse in assoluto della vita. Sì, era un po' troppo per noi, ci abbiamo messo un po' più di 3 ore solo arrivare qua al bivacco e adesso... Che qualcuno aveva detto che era 1 ora e mezza. Ok, io da qualche parte avevo letto 1 ora e mezza, invece tutto il giro addirittura, invece 3 ore solo arrivare qua. Quindi adesso non so come faremo. ci riposiamo e poi piano piano scendiamo. «20 minuti che camminiamo ed è lontanissimo. La macchina ce l'abbiamo qua dietro, in questa vallata». Dopo 6 ore e mezza di trekking ce l'abbiamo fatta, siamo tornati al furgone dilaniati, Distrutti. Sì, la Chiara non parla neanche più. Da qua siamo andati oltre queste montagne qui, siamo andati dietro. Però era così. E sì, Così? non c'era un metro in piana. Quindi bel trekking, ma bisogna essere belli carichi. È stato un po' troppo per noi, però dai, sopravvissuti.
Ok, è già ora di tornare a casa perché dobbiamo essere a casa entro le 10 e sicuramente entro domani perché diventiamo arancioni. E niente, dai, breve ma intenso, è stato bello.